Telespettatori, ben trovati a Storie di Famiglia. Parleremo questa sera di violenza in casa. Capire cosa sia la violenza su una donna rimane ancora oggi un tema arduo e difficile da affrontare. Nell'immaginario collettivo la violenza viene ancora identificata soltanto come quella fisica o sessuale. In realtà ce n'è un'altra, subdola, consentitemi il termine, ben più facile da attuare ma talvolta difficile da individuare, perché non essendo questa esplicita non presenta dei sintomi evidenti. Stiamo parlando della violenza psicologica, talvolta neanche la stessa vittima si accorge di quello che sta subendo, eppure la violenza c'è, fa male e pian piano logora e annienta la personalità della vittima, il più delle volte una donna. Sono molte quelle che vivono situazioni di questo genere e statisticamente quasi la metà di loro ha subito anche violenza fisica. Com'è successo alla donna, meglio madre e moglie, che ha accettato di portare la testimonianza questa sera a Storie di Famiglia. Alessandra, così la chiameremo per garantirle l'anonimato, anche per tutelare i suoi figli, vuole che le donne che hanno vissuto e che in questo momento stanno vivendo una vita d'inferno come l'ha vissuta lei, che reagiscano e che smettano naturalmente di soccombere. Buonasera Alessandra. Buonasera. Con noi questa sera ci sarà anche Rita Giannetti, presidente del telefono Rosa di Treviso. Buonasera, Buonasera Giannetti, ma partiamo subito da Alessandra. Alessandra, lei ha conosciuto suo marito quando era molto giovane, sì. Vi siete fidanzati, vi siete sposati, avete avuto dei figli, ma prima del matrimonio lei non immaginava nulla di quello che poi sarebbe diventato suo marito. No, aveva un carattere un po' particolare, però riuscivo a compensarlo, come dico io. Almeno fino a che non abbiamo avuto i figli, non avevo grande consapevolezza. Il peggio è venuto quando sono arrivati i figli. Che tipo di atteggiamento aveva da giovane, prima? Ma abbastanza egocentrico, un gran simpaticone, soprattutto fuori casa. A casa insomma brontolava un po', pensavo che avesse ragione, anche se magari chiedevo collaborazione non me la dava, però insomma era una vita che pensavo fosse normale. Lei lavorava all'epoca? Sì, prima dei figli sì, lavoravo. Poi con i figli ho deciso di rimanere a casa per seguirli, anche perché avevo situazioni lavorative precarie che non valeva la pena portare avanti, e quindi, non avendo grandi appoggi in famiglia, ho preferito seguire i figli io. Com'è cambiato suo marito? È cambiato quasi subito quando sono rimasta incinta, pur avendolo voluto entrambi il primo figlio. Ed è cambiato assentandosi, pur essendo presente a casa ho dovuto comunque fare tutto da sola, la gravidanza l'ho vissuta da sola. Non sempre si riesce a capire che portare avanti una famiglia da sole può significare violenza psicologica. Lei da cosa l'ha capito? Io l'ho capito molti anni dopo. Molti anni dopo, facendo un lavoro molto profondo su di me, aiutata ovviamente da una psicologa, per capire dov'ero e che cosa mi stava succedendo. È stato un processo molto lungo quello di rendermi conto che quello che stavo vivendo non era una normale vita familiare. Ci faccia qualche esempio. Beh, ne avrei tanti da raccontare. Già quando appunto ero incinta e quindi andavo alle visite del ginecologo, ai corsi di preparazione al parto da sola, perché non mi seguiva mai neanche quando era libero dal lavoro, siccome erano di sera io tornavo a casa, lui si era preparato da mangiare, aveva mangiato, ma per me non c'era la porzione da scaldare. Perché? Perché mi diceva: non si sa mai quando torni a casa, quindi che ti preparo a fare. O quando ho partorito, lui non c'è stato,
non è venuto in ospedale con me. Doveva lavorare? No, quando c'è stato il parto no, anche perché sono venuti sempre di sera, quindi no. Ma anche quando siamo tornati a casa, la sera che siamo tornati a casa, lui mi ha lasciata da sola con questo fagottino che non sapevo da che parte prendere, perché aveva un appuntamento con degli amici e lui è andato a questo appuntamento con i suoi amici. La vita in famiglia com'era? Era normale per lei? Si sentiva dentro di sé che c'era qualcosa che non andava nel rapporto con suo marito? Io sentivo che c'era qualcosa che non andava, però non capivo fino a che punto fosse sbagliato, perché avevo anche la mia famiglia di origine che veniva da una concezione della moglie che sta a casa, che si occupa del marito, eccetera. E quindi sì, sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma siccome ero da sola, perché poi quando si hanno i bambini piccoli non avevo la macchina, non lavoravo, mi ero ritrovata come in un'isola deserta, a fare i conti tra me, e quindi il confronto non c'era con l'esterno. Molto spesso le donne vittime di violenza psicologica tendono ad essere screditate dal compagno, soprattutto di fronte agli altri, di fronte ai parenti, agli amici. A lei era mai capitato? Assolutamente sì, spesso, quasi sempre. Diciamo che andava a fasi alterne, c'erano dei periodi in cui per lui ero la donna più bella del mondo, migliore del mondo, la più brava del mondo, e poi a un certo punto cambiava e diventavo la peggior specie di persona che potesse esistere sulla terra. E quindi io vivevo costantemente questo scambio e quindi non riuscivo a capire dove fosse il giusto e lo sbagliato. Talvolta l'essere screditati di fronte alle persone che ci stanno vicine è anche un modo per cercare di appropriarsi della personalità di questa persona, quindi in questo caso della sua personalità. Suo marito probabilmente nel momento in cui sono nati i suoi figli aveva capito che stava perdendo sua moglie? Non stava perdendo la moglie, lui secondo me sentiva di perdere la mamma, quello che rappresentavo io come madre nei suoi confronti. Diventando madre vera a mia volta, non ha saputo fare il salto da figlio a compagno vero, perché quando ci sono i figli poi vengono loro per primi. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, se di questo possiamo parlare? Quando ho deciso di separarmi, è stato l'ultimo anno di matrimonio, era già un paio d'anni che le cose non andavano bene. Io avevo cercato di fare anche delle sedute di terapia di coppia, ma non sono andate a buon fine perché lui non era disponibile, e devo ringraziare una mia amica che mi è stata molto vicina, che mi ha messa di fronte, perché nel frattempo poi crescendo i figli ho cominciato a uscire e a rendermi conto anche che forse non era così normale quello che stavo vivendo, e che mi ha messa di fronte spesso al fatto che non era normale quello che stavo vivendo. E insieme a lei sono andata anche al telefono rosa, dove ho trovato accoglienza e dove ho potuto parlare della mia storia e trovare degli appigli per poter decidere poi di separarmi da lui. Talvolta la violenza psicologica non è facile da individuare perché si pensa troppo spesso a una violenza fisica, quindi a un contatto fisico. In realtà la donna il più delle volte viene proprio scredita se stessa, non ha più fiducia in sé. Lei come ha reagito? Io ero convinta di non valere niente, avevo paura di qualunque cosa, pensavo di non valere niente, e ho reagito con una terapia psicologica che mi ha dato la misura di quella che sono in realtà, e quindi ho capito di valere in quanto persona. Rita Giannetti, presidente del Telefono Rosa di Treviso, abbiamo sentito il racconto di Alessandra.
Troppo spesso si parla di violenza fisica, poco di quella psicologica. Perché secondo lei? Dobbiamo fare un po' qualche passo indietro. Fino a 10-15 anni fa per le donne che riuscivano ad uscire dal silenzio delle violenze subite, denunciavano soprattutto il maltrattamento fisico o a volte anche la violenza sessuale, nell'ambito della relazione chiaramente di coppia e quindi nell'ambito della relazione familiare. La violenza psicologica non veniva riconosciuta da loro perché l'effetto del maltrattamento fisico era così forte, così rilevante che il fatto di ricevere degli insulti, di non essere tenuta in considerazione, di essere screditata di fronte anche ad altre persone sembrava quasi come meno importante e più sopportabile. In questi ultimi però 15 anni, anche un po' dai nostri dati, dalle migliaia di donne come Alessandra che sono arrivate da noi, si è cominciato a parlare anche con loro. Infatti quando Alessandra dice sono andata al telefono rosa, mi hanno ascoltato e hanno cominciato a spiegarmi alcune cose, significa anche questo, che abbiamo cominciato a dare una parola e un significato a quella che è la violenza psicologica. Oggi, quindi nel 2014, sappiamo che tutte le donne che si rivolgono a noi, il 68% ci denuncia la violenza psicologica come prima tipologia, diciamo, di violenza che subiscono. Quindi da questo punto di vista c'è un raggiungimento da parte delle donne certamente di una maggiore consapevolezza rispetto alla gravità anche di questa tipologia di maltrattamento e come questo tipo di maltrattamento sia così infido, così nascosto che a volte per queste donne ci vogliono anche veramente anni e anni prima di riuscire, cioè, a tirarlo fuori e anche a quel punto cioè, capire che cosa possono fare per loro stesse, ma anche come poter rielaborare questo recupero, diciamo, della loro dignità, come insomma, Alessandra mi sembra ha ben delineato rispetto alla sua storia. È vero che talvolta cercano addirittura di colpevolizzarsi? Sì, prima di arrivare da voi? Sì, certamente una delle difficoltà che le donne che subiscono violenza è quello di sentirsi prima di tutto sole, di provare vergogna, di ritenere di non valere, perché questo è il messaggio che ricevono dalla persona con la quale loro hanno stabilito un legame d'amore, un legame affettivo, con il quale hanno costruito una famiglia. Sotto questo punto di vista diventa estremamente pesante il riuscire a costruire poi una relazione che non tenga conto di questi elementi. E la violenza psicologica è una tipologia di violenza che lede proprio anche non solo la dignità della persona, ma anche la propria capacità di stimarsi, di costruire quindi delle relazioni positive con gli altri. E questo però presuppone che poi ognuna di queste donne, raggiunta questa consapevolezza, quindi nominata anche questa tipologia di violenza, possa essere poi in grado di cominciare a fare un percorso suo personale di rielaborazione. In effetti un intervento di sostegno psicologico, psicoterapeutico, a seconda anche che avrebbe bisogno della del gravità. marito? Sì, c'è. Senza ombra di dubbio. Diciamo qui adesso noi ci occupiamo in particolare delle donne, ma questo non ci deve però far dimenticare che dovremmo fare anche tutta una serie di interventi, perlomeno ci dovrebbero essere, come stanno anche un po' nascendo, servizi nei confronti degli uomini maltrattanti, perché se non interveniamo anche nella
dall'altra parte, quindi dalla parte del maschile, difficilmente riusciamo ad iniziare anche un percorso di prevenzione in generale sul fenomeno. Che possa aiutare poi l'intera famiglia e quindi non avere a gravare sì. sui figli, naturalmente. Sì. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, tra poco con la seconda parte della storia di Alessandra. Eccoci nuovamente in studio con Alessandra, naturalmente il nome è inventato, questa donna che si è fatta coraggio e ha avuto il coraggio proprio di lasciare il marito dopo che è stata per anni vittima di una violenza psicologica che stava annientando la personalità di Alessandra. Alessandra, lei ad un certo punto, come abbiamo detto anche all'inizio della nostra trasmissione, anche lei, come molte delle donne vittime di violenza psicologica, ha avuto anche della violenza fisica da parte di suo marito. Sì, è successo che abbia alzato le mani, sì. La volta che è successo, a quale poi ho detto comunque subito basta, era successo quando ho cercato di affrontarlo su una problematica e la sua reazione è stata tirarmi un ceffone talmente forte che mi ha fatto partire l'orecchino che avevo sul lobo, mi ha lasciato i segni delle 5 dita fino a sera e mi ha dato una testata e siccome fumava mi ha spento sulla maglia una sigaretta addosso. Per appunto reazione, e la cosa che io ho fatto subito è stata di dire no a questo tipo di cose, perché ero consapevole che se non avessi reagito in nessun modo avrebbe potuto accadere di peggio anche nel tempo, e la prima cosa che ho fatto è stata prendere in mano il telefono e chiamare il 113. È arrivata la polizia? È arrivata la polizia, uno degli agenti è andato dai bambini che erano in un'altra stanza, l'altro è rimasto a parlare con noi chiedendomi se volevo sporgere denuncia. Io in quel momento non l'ho ritenuto opportuno perché credevo ancora di poter sistemare il matrimonio, insomma che ci potessero essere dei margini per trovare degli accordi, perché ancora non ero consapevole di dov'ero, che si trattasse di violenza. E stavo già facendo della terapia comunque e questo agente ha cercato di capire come fosse la situazione e mio marito disse che ero io ad avere i problemi, tanto è vero che andavo da uno psicologo, al che questo poliziotto gli disse: guardi che chi sta con persone che hanno problemi psichiatrici o che hanno problemi di personalità, quale lui è, hanno bisogno, necessità di avere un sostegno psicologico, perché se no non ce la fanno. Per capire come comportarsi. Esattamente, no? Per cercare di evitare di avere situazioni a rischio. E siccome io non avevo sporto denuncia e quindi c'era stato un nulla di fatto alla fine, no? Questo episodio a lui è servito per gli anni a venire, prima che io decidessi di separarmi da lui, per usarlo come scherno, nel senso che ogni volta che dicevo guarda basta, guarda che chiamo, altre volte li ho chiamati quando esagerava, questa sua impunità lo faceva sentire forte. Mi prendeva in giro, mi diceva chiama pure, tanto lo sanno tutti quanti che sei una mitomane, che non è vero niente quello che stai raccontando, tanto è vero che io sono ancora qua, e quindi è stato anche quello brutto e difficile da sopportare, oltre a tutto il resto. Rita Giannetti, le stava annuendo quando... Sì, perché quanto racconta Alessandra è un punto, diciamo, fondamentale della narrazione della violenza delle donne, perché nel momento in cui loro riescono a fare questo salto e quindi utilizzare proprio lo strumento della denuncia per allontanare la situazione di violenza, è questo il momento in cui poi possono cominciare a fare anche un loro percorso di recupero. Certamente c'è denunciare il proprio compagno, il proprio marito,
non è una cosa semplicissima, Alessandra l'ha spiegato molto bene, perché c'è sempre in qualche modo la speranza che qualcosa possa modificarsi e cambiare nella relazione. Questo purtroppo, anche da tutta l'esperienza che noi abbiamo come Telefono Rosa, raramente succede che ci sia un recupero. Il recupero c'è se siamo in una fase, diciamo, iniziale di una situazione che può essere ancora considerata a livello di conflitto all'interno della coppia e non di maltrattamento, perché se c'è conflitto c'è la possibilità di trovare poi una soluzione. Se non è conflitto ma è una forma aggravata e continua di maltrattamento, è chiaro che la donna deve arrivare con una sua rielaborazione però interna, cioè personale, poi con l'aiuto insomma anche delle strutture, come in questo caso possiamo essere noi, per fare questo passo. Perché è attraverso la denuncia che effettivamente si mette un punto fermo sul limite che è invalicabile, al di là del quale nessun uomo può usare violenza nei confronti della propria donna. Il lavoro anche di tipo psicologico probabilmente aiuta queste donne anche a poter fare tutti questi passaggi in modo tale che nel momento in cui fanno la denuncia sanno però che hanno attorno a loro, perché anche questo è uno degli aspetti importanti, loro devono sentire questo, che attorno a loro ci sono non solo le forze dell'ordine che le possono proteggere, ma che si crei poi una rete abbastanza integrata di tutti quanti i servizi e anche con i centri antiviolenza, proprio perché loro possono cominciare questa ricostruzione della propria storia in un modo completamente diverso. Rita Giannetti, ci sono molte donne che il coraggio probabilmente non riescono a trovarlo. Venire al Telefono Rosa cosa significa? Non significa necessariamente chiudere con il proprio compagno, ma certo, informarsi. Certo. Questo è un altro elemento importante, perché noi siamo un luogo di genere dove le donne sanno che vengono accolte da altre donne, che le ascoltano la loro narrazione, le aiutano un po' a ricostruire tutti i fili della propria storia personale, a dare anche tutte quelle informazioni che per loro possono essere utili per poter poi prendere delle decisioni. L'obiettivo che noi abbiamo è che loro diventino consapevoli di quello che sta ad ognuna di loro succedendo e poi siano in grado di fare tutti i passi che ritengono più opportuni per loro. Non si devono un po' considerare, diciamo, i centri antiviolenza come un luogo dove le donne arrivano, un bivio, certo, o stanno di qua o stanno dall'altra parte, cioè devono raggiungere quella consapevolezza che consenta loro poi di muoversi, però è chiaro che attorno ci deve essere una rete di servizi, perché sennò altrimenti ognuna di loro non si sentirebbe neanche sufficientemente poi protetta. Certo. Alessandra, lei prima stava parlando dei suoi figli, i figli erano piccini all'epoca, erano sì, coscienti di quello che stava succedendo in famiglia? No, assolutamente no, perché era la normalità per loro. Quindi sono cresciuti con l'idea che la mamma, una moglie, doveva essere trattata come veniva trattata lei da suo marito? Fino a quando non ho deciso di separarmi, sì. Poi no, adesso assolutamente no. Diciamo che la molla che mi ha fatto decidere di lasciare mio marito sono stati proprio loro. La consapevolezza che io stavo dando di me e della donna che rappresento per loro, no, della figura femminile che io rappresento. Un esempio sbagliato. Esattamente, di una persona che non sa reagire. E quando ho avuto questo pensiero, che è stato come un lampo che ha squarciato il cielo, lì ho iniziato il percorso che non mi ha più fatto tornare indietro di un passo. Subito dopo il Telefono Rosa lei si è rivolta a un legale. Sì.
legale che l'ha aiutata quindi nel percorso della separazione? Nel percorso della separazione assolutamente, e anche dopo, perché comunque queste persone qui non è che smettono quando ti separi di rompere le scatole, perché comunque ci provano, e se dall'altra parte si riesce ad avere un legale che sa arginare anche certe intemperanze, la cosa aiuta. Lei adesso è tranquilla? L'avrebbe fatto prima? Se lo avessi saputo sì, assolutamente mi sarei risparmiato un sacco di anni di sofferenza. Alessandra, noi la ringraziamo quindi. Alessandra, il nome, come abbiamo detto, è stato inventato per garantire naturalmente la privacy sia a lei che alla sua famiglia e ai suoi figli. E ringraziamo la Presidente del Telefono Rosa di Treviso, Rita Giannetti, per questo prezioso contributo. Storie di famiglia si ferma qui, torniamo tra breve, subito dopo una breve pausa di pubblicità, con la seconda storia, tra poco. Mi chiamo Sandra, tutto ebbe inizio 50 anni fa, ad Adelaide, nella lontana Australia. La mia mamma rimase incinta a 18 anni. Mio nonno, di origini calabrese, era molto rigido e severo, e trovarsi con una figlia all'epoca minorenne in dolce attesa era per lui e per la sua famiglia un disonore. Fu così che il nonno decise di allontanare, minacciandolo di morte, il compagno di mamma di origini ungheresi e di mettere sua figlia in un istituto per ragazze madri fino al giorno del parto. Il 21 luglio del 1964 venni alla luce, ma non riuscii a farmi abbracciare dalla mia mamma se non per qualche secondo. Solo un'infermiera, impietosita dalle sue urla strazianti, mi portò per qualche istante tra le sue braccia. Qualche istante, poi mai più. 12 giorni dopo il parto mi diedero in adozione. Per me fu l'inizio di una vita di affetto e amore, per la mia mamma biologica l'inizio della disperazione. Lei non voleva lasciarmi, lei mi voleva tra le sue braccia. I miei genitori adottivi di origini italiane tornarono nel Trevigiano quando io avevo 3 anni. All'età di 8 mi dissero che ero stata adottata. Ma la notizia all'inizio non mi turbò poi così tanto. Solo con il passare del tempo mi chiesi perché la mia vera madre mi aveva abbandonata. Il tempo passò, mi sposai ed ebbi 2 figli, fino al momento in cui al mio 34° compleanno ricevetti un biglietto d'auguri. Era diverso da tutti gli altri, veniva da lontano, da molto lontano. Era la mia mamma biologica, che non aveva mai smesso di cercarmi. Sapeva che prima o poi mi avrebbe ritrovata per dirmi la verità, che lei non voleva abbandonarmi e mi avrebbe voluta per sempre tra le sue braccia. Seconda parte di Storie di famiglia, con una storia che sembra quasi la trama di un film a lieto fine, perché Sandra Favaro, la donna che ci ha scritto di Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo 50 anni andrà a conoscere la sua mamma biologica. La sua vita è qui, con quella famiglia meravigliosa, l'abbiamo vista nelle immagini, che le ha voluto bene e che l'ha cresciuta, e con il marito, con i figli che ha avuto. Ma per Sandra ora è il momento di andare a farsi tenere tra le braccia di quella donna che ha pianto per anni perché la sua piccola le era stata portata via contro la sua volontà. Sandra è qui con noi questa sera. Sandra, buonasera. Buonasera. Posso darti del tu? Certo. E con lei ci sono 2 care amiche, una è cugina e amica, Flavia Michelon, buonasera anche a Flavia, e con lei c'è l'amica del cuore, Nicoletta Ligori. Buonasera. Sandra, ci racconti un po' il momento dell'arrivo di questo biglietto? L'abbiamo visto nella copertina iniziale, è stato un fulmine a ciel sereno, sì. Immaginavi? Sì, no, non immaginavo, no. Non immaginavo che era mia mamma. Quindi è successo 16 anni fa? Sì. È arrivato a casa sto biglietto e cosa hai pensato? No, cosa c'era scritto intanto? Tanti auguri per il mio primo compleanno, per te, insomma. E come si firmava? Eufemia. E tu avevi capito che era Eufemia? Sì.
Da cosa l'avevi intuito? C'era qualcuno che ti aveva dato, come un uccellino, ti aveva anticipato che quella poteva essere una persona speciale? Sì. Chi era sì. stato? Mio fratello adottivo mi aveva contattata telefonicamente. Quindi Franco, che abbiamo visto nelle Sì. immagini, è tuo fratello, Sì. che è stato adottato anche Sì. lui 50 anni 52 anni fa. 50 anni prima, dai tuoi genitori che all'epoca vivevano in Australia. Sì, sì, sì. E cosa ti ha detto tuo fratello? Allora mi ricordo che mi telefonò e mi disse: c'è una persona che ti cerca. Io ho detto: ma dai, ma chi? Cioè, sdrammatizzavo proprio, non immaginavo. E lui mi fa: non so se è tua sorella, tua mamma, non so chi sia. Lui parlava comunque di sorella e di mamma biologica in quel momento. Certo, sì, sì. E mi ha detto: mi è arrivata una lettera, se vuoi la apro, è scritta in inglese, la apro e ti dico chi è. E ho dato il consenso, ho detto sì, certo, aprila. Era la mia mamma. E cosa c'era scritto in questa lettera? Che non aveva mai smesso di cercarmi, non sapeva minimamente dove ero, pensava in qualche parte dall'Australia, ma non certo in Italia. E la storia, la nostra storia. A lei premeva dirti che non ti aveva abbandonato? No, è stata costretta da mio nonno. Veniamo alla tua infanzia. Tu sei stata adottata Sì. quando avevi pochissimi giorni, Sì. 12 giorni? Sì. Avete vissuto per alcuni anni in Australia e poi la mamma All'età e il di papà 3 anni sono venuta in Italia. con tuo fratello Con Franco, mio perché fratello tutte e due Franco. siete stati adottati. Sì. Hai saputo che quelli non erano i tuoi genitori biologici? Ricordiamo i nomi di mamma e papà? Sì, mia mamma Olinda e mio papà Renato. Renato, che salutiamo, mamma Olinda purtroppo È non c'è mancata. più, è mancata di recente. Sì. E quindi tu sei arrivata, all'età di 3 anni, tu sei arrivata in Italia. Sì. Infanzia normale, Sì, felicissima, ti abbiamo normalissima. vista. Sì. Tutto bello. E una mattina, prima di andare a scuola, mia mamma mi disse: devo dirvi a tutte e due una cosa importante. E noi ci guardavamo stupiti, cosa avrà da dire. E ci ha detto che eravamo stati adottati. Per me non era proprio, ho detto cosa dice questa, ma perché no? Non ti cambiava nulla? No, assolutamente no. L'amore che avevi per la tua Ma, mamma e il tuo papà sì. era naturalmente rimasto inalterato, anzi. Certo, forse. certo. E niente, mi disse che eravamo adottati perché loro non potevano avere figli e così. Mio fratello è rimasto un po' più, avendo 2 anni in più, insomma è rimasto un po' così, però io nulla di che. La mamma e il papà ti hanno sempre voluto tanto bene, ti hanno Certo. raccontato anche tanti dettagli della tua infanzia, come quella copertina che ti ha avvolto appena nata. Sì. Tanti particolari che a te sono rimasti impressi nel cuore, che hai Certo. portato avanti. Non ti è mai venuto nell'arco dagli 8 anni in poi la voglia di conoscere? Beh, la voglia sì, c'era sempre. Perché più che altro? Perché mi aveva abbandonato. Però se avrei fatto io di testa mia non avrei mai cercato, perché stavo bene così con la mia famiglia. Tu non l'avresti mai cercata? No. Però quel biglietto ti ha un po' cambiato la vita. Sì, perché l'ho letto, ho letto anche la lettera e ho pensato quanto ha sofferto. Che cosa c'era scritto in questa lettera? Ecco, la stiamo vedendo, perché grazie a Flavia e a Nicoletta, che ci hanno fatto un po' d'aiuto registe, ci hanno dato una mano ad organizzare la trasmissione di oggi, ci hanno fatto pervenire anche questa lettera molto importante per te. Che cosa esprimeva la tua mamma? Mi raccontava
che è stata costretta dal nonno ad abbandonarmi perché lei è rimasta incinta a 18 anni e all'epoca si veniva maggiorenni a 21, poi disonorava la famiglia perché essendo di origine calabrese è stata mandata via di casa, in un istituto. Quindi il periodo della gravidanza la tua mamma biologica lo ha passato all'interno di un istituto? Sì. Fino al momento della mia nascita. Però aveva scritto che non voleva mai partorire perché finché io ero in pancia sapeva che ero lì con lei. Quindi lei sapeva che nel momento in cui partoriva non mi vedeva più. Il nonno gliel'aveva già detto? Sì, sì, purtroppo. Riuscì, come abbiamo sentito dalla tua lettera iniziale, ad averti per pochi minuti tra le sue braccia? Sì, perché lei piangeva sempre, era disperata. E allora un'infermiera che si è commossa molto non ha resistito, mi ha fatto vedere per un attimo. E quindi la tua mamma è riuscita a darti l'ultimo bacio probabilmente? No, solo vedermi. E basta? E basta. E basta. Tu sei qui questa sera perché tra pochi giorni, tra poche ore addirittura, partirai assieme a Nicoletta, l'amica di Sandra, e a Flavia, sua cugina, e andrai a conoscere mia mamma e i miei fratelli. Una famiglia molto numerosa, ecco, vi vediamo perché avete acquistato il biglietto per l'Australia, lo avete acquistato ancora tanti mesi fa, quindi un viaggio che voi avete organizzato nei minimi dettagli, e scopriremo con l'aiuto di Nicoletta e di Flavia, rispettivamente l'amica e la cugina di Sandra, come hanno organizzato questo viaggio, il viaggio per riabbracciare la mamma di Sandra, subito dopo una breve pausa di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Storie di Famiglia e la storia di Sandra Favaro, questa donna, 50 anni, beh, li porti bene comunque Sandra, che all'età di 34, quindi 16 anni fa, ha ricevuto questo biglietto da parte della sua mamma, la sua mamma biologica, perché Sandra e suo fratello sono stati adottati, e questa mamma chiedeva in sostanza scusa per dirle: io non volevo abbandonarti, sono stata costretta, però sappi che io ti voglio tanto bene. Ebbene, Sandra, assieme a Nicoletta e a Flavia, tra pochi giorni partirà per l'Australia proprio per andare a conoscere di persona e quindi riabbracciare per la prima volta nella sua vita la sua mamma femmina. Ad aiutare Sandra sono state Nicoletta e Flavia. Flavia, voi avete aiutato Sandra nell'organizzare questo viaggio importante. Quando ve ne aveva parlato? Beh, io e Sandra ne abbiamo sempre parlato. Lei mi ha sempre tenuta come la sua prima compagna di viaggio. E che poi l'anno scorso è successo che io le ho presentato una mia amica, una carissima amica Paola, che lei doveva proprio andare in Australia nel periodo di Natale. Io sono andata a trovarla con la Sandra, l'ho presentata e nel frattempo io dovevo fare diverse cose e le ho detto: Sandra, ti presento la Paola e fai una chiacchierata. E la Paola le dice: guarda, sto preparando il viaggio per andare in Australia. E la Sandra le dice: io sono australiana, ho origine australiana, e così ha cominciato a raccontargli la sua storia. Quindi forse se tu non le avessi fatto incontrare Paola, molto probabilmente non sarebbe scattata questa molla. Esatto, sì, non è proprio scattata da questo incontro. E siccome questa Paola è una carica, è un vulcano veramente, gli ha dato tempo 2 o 3 giorni, gli ha detto: mi porti il regalo, una lettera per tua mamma e una fotografia di tua Quindi mamma. questa Paola era partita per l'Australia quando? No, lei doveva partire dopo 20 giorni che ha incontrato la Sandra, doveva andare proprio a Adelaide. Quando gli ha detto io vado a Adelaide, gli ha detto: sono nata io a Adelaide, ho la mia mamma da conoscere, biologica
a Adelaide, e allora lei gli ha detto: mi porti tutte queste 3 cose, una fotografia, un regalo e l'indirizzo, che io vado a trovare tua mamma. E la Sandra gli ha detto: ma dai, ma come fai? È impossibile. Non ti preoccupare, faccio tutto io. E quindi l'amica Paola poi è andata a trovare Femia? Lei aveva solo 3 settimane di vacanza, però mi ha detto: non ti preoccupare, io i giorni li trovo per te. È Sì, andata? per andare, sì, è andata. Sì. E che cosa hai consegnato a Paola da portare alla tua mamma? Come regalo non ricordo. Gli ho scritto una lettera e una mia foto. Sì. Sì. Il bello è stato che la Paola è andata il giorno di Natale. Sì. Il giorno di Natale Sì. dell'anno scorso. Infatti alla mattina ha chiamato Flavia dall'Australia, pensa. Dicendomi: dammi un'email della Sandra. Infatti io ho risposto il telefono e gli ho detto: ma Paola, mi telefoni dell'Australia per farmi gli auguri di Natale? Erano le 9 del mattino. E lei mi fa: dammi subito un'email o un numero di telefono della Sandra, che questa sera la metto in contatto con sua mamma. Un contatto Skype voleva. Che Sandra stia Finora Sandra non si era ancora messa in Mai, contatto, mai. quindi non aveva visto Mai. anche solo Sì. attraverso Merito un della computer il Paola. volto della mamma. che se si non tenga solo- libera, che appunto questa sera ci sarà questo contatto. E quindi voi vi siete fiondate a casa di Sandra quando l'avete saputo? No, l'abbiamo lasciato alla famiglia loro. Sì. Sì, questo sì. Ci devi raccontare questo momento, quindi un anno sì. fa, lo scorso Natale? Lo scorso Natale. Sì. Dimmi, eri emozionata quando ti ha chiamato Paola? Sì, ero emozionata, sì. Era quasi mezzanotte. Prima mi ha telefonato e mi ha detto: guarda che fra poco vedrai la tua mamma. E allora io ero lì davanti. Poi è comparsa lei e con Paola che la abbracciava, che mi diceva: guarda, io l'abbraccio al posto tuo, la bacio al posto tuo, che dovrei essere io a essere là vicino al mio posto. E niente, però non ho pianto, non ho fatto neanche, ero incredula. Come lo immaginavi? Perché poi alla fine tu lo sai da 16 anni, quindi hai avuto modo di incontrare la tua mamma anche se solo attraverso Skype 15 anni dopo, ma come lo immaginavi il primo contatto? Così come è stato o in maniere diverse? No, è stato bello, lei mi diceva sempre beautiful, beautiful. Perché non sa l'italiano. Parla poco italiano lei. Ti stai preparando adesso con l'inglese? No. Ci sono linguaggi che vanno al di là della lingua, sono i linguaggi del cuore. Sì, Esatto. penso proprio quello è. E la tua famiglia, la tua mamma e il tuo papà? Mia mamma non le ho mai detto nulla, perché è sempre stata molto gelosa di me, e ricordo ogni tanto che mi diceva: ma se viene la tua vera mamma con tanti regali, tu andresti con lei? E io ho detto: no, rimango qua con te, ma che dici? Così mi faceva questi discorsi. Però Infatti hai deciso di partire quando la tua mamma... non c'era più. Ho sempre detto alla mia mamma biologica: io vengo quando mia mamma adottiva non ci sarà più. E così è stato. Sarebbe stato un dolore troppo grande Sì, per lei. sì. E invece il tuo papà ti ha Mio sempre papà no, non mi ha spinto, però lui la vedeva in una maniera diversa. Lui mi ha detto: è giusto che vai a conoscere tua mamma. No, sinceramente voleva venire anche lui. No, ho chiesto io: papà, vieni, andiamo assieme. Lui mi ha detto: mi piacerebbe, ma come faccio? Ha diverse... Sta poco bene. Sta in poco questo bene. momento. Lo salutiamo? Certo. Lo salutiamo da Ciao, qua, papà. che ci starà guardando in Sì. questo momento. E quindi avete organizzato il primo contatto con mamma Femia, una mamma che si era data da fare, aveva tanti parenti, ai quali ha parlato molto di te, vero Sandra? Sì, sì. Mi aspettano il giorno di Natale in 80 persone. Ti hanno mandato anche le foto, vedo, dall'Australia. Sì, sono tutti. Tutti quelli che ci Poi è aspettano. stata una foto che hanno organizzato l'incontro con tutti i parenti proprio Per mandarla a me. per mandarla a te, Sì. perché ci tenevano
a farti sapere che ti stanno aspettando. Sì, certo. Poi ci sono anche dei figli di femmina, Sì. quelli che potrebbero essere, cioè quelli che sarebbero i tuoi fratellastri. Come pensi che sarà questo incontro? Molto emozionante, spero. Molto. I tuoi figli ti hanno detto di accompagnarti? No, no, non se la sentono per il momento. Però sono in contatto tramite Facebook. L'emozione, Nicoletta, di quando avete acquistato il biglietto per partire? Ah, grandissima, proprio grandissima, non ci si credeva perché abbiamo avuto tante vicissitudini, sembrava di sì, sembrava di no, alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì. Tant'è vero che l'avete immortalato Subito, con tanto di fotografia, subito, nessuno può appena fuori dalla porta ripensarci. dell'agenzia, sì. E il bello di tutta questa storia è anche il periodo che andiamo là, cioè abbiamo proprio pensato di andare a Natale, perché sentiamo talmente tante brutte cose in televisione, sempre storie anche bruttine, e essendo il periodo natalizio pensavo fosse il periodo più bello della famiglia, di dare un po' di valori a queste famiglie che stanno scemando sempre di più. Senza ombra di dubbio, Sì. tant'è vero che quando abbiamo ricevuto la vostra lettera, la lettera di Sandra, abbiamo detto non possiamo perderci questa sì, occasione, è troppo bello, ho i quindi brividi. l'abbiamo accaparrata Sì, prima della proprio partenza bella. che sarà a brevissimo. Allora noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità e poi nell'ultima parte di questa storia, la storia di Sandra, ci racconteranno che cosa hanno messo nella valigia da portare a mamma Femia e alla sua numerosa famiglia. A tra poco. Esatto. Eccoci con Storie di famiglia, la storia di Sandra Favaro, questa donna di 50 anni che all'età di 34 ha conosciuto la sua mamma biologica perché lei è stata adottata da due genitori che le hanno voluto un bene immenso, però quando appunto all'età di 34 anni ha compiuto gli anni ha ricevuto questo biglietto dalla sua mamma, la sua mamma biologica, dall'Australia. Adesso partirai, Sandra. Che cosa hai messo nella valigia da portare a mamma Femia? La chiamerai mamma? Non lo so. All'inizio la chiamo per nome. Quindi la chiami Femia. Sì. Che cosa le porterai oltre all'abbraccio e alla tua persona, che sicuramente sarà una gioia immensa per lei poterti vedere? Io alla mia mamma adottiva gli avevo regalato una spilla d'oro e l'ha messa pochissimo e la riporto a lei. La porti a mamma Femia. Sì. Come ti immagini quel momento? Ma tante lacrime, penso. Sì. La mamma ora vive ad Adelaide, sì, in Australia. Lei si è fatta una famiglia? Sì, ho 2 fratelli maschi e una sorella. Ti stanno aspettando anche loro? Certo, anche i nipoti, tutti, i cugini, tutti. Arriverete proprio il giorno di Natale, quindi io penso che questo sarà il regalo più grande che tu potrai fare a mamma Femia. Certo. Nicoletta, l'amica del cuore. La cosa più bella, la famiglia riunita alla sua mamma. È proprio una cosa che anche noi condividiamo appieno proprio. Lascerò la mia famiglia qua, che mi dispiace tantissimo, però è per una buona causa, perché da sola non sarebbe mai andata. No. E quindi siamo felici tutte e due di fare questa bella esperienza. Da sola non sarebbe mai andata, so che avete insistito parecchio, vero? Sì, perché un mese sì, un mese no, un mese sì, un mese... Cioè, i biglietti li abbiamo fatti in ultimo, da poco tempo. Sì. Incredibile. Flavia, cos'è che faceva dubitare Sandra della partenza? Non lo so, è che ogni volta che appunto parlavamo tirava sempre indietro e gli dicevo: Sandra, guarda che se dobbiamo decidere per tempo, così le facciamo le cose con molto più comodo. E lei: sì, ma dai, vediamo, ma sì, dai, vediamo.
E finché a giorni gli mandavo i messaggi e gli dicevo: guarda Sandra, oggi ti vengo a prendere, andiamo a fare il passaporto. Allora lei mi diceva sempre con un no, poi io insistevo e allora cercava di tirar fuori sempre una scusa. Lei sempre tirava indietro. Siamo andate assieme a fare il passaporto, siamo andate assieme appunto per vedere il programma, siamo andate assieme per anche a organizzare proprio tutto il viaggio, sempre tutte e tre assieme comunque, perché avevamo sempre paura che una delle tre magari facesse marcia indietro. E come l'avete organizzato questo viaggio, Nicoletta? Arriverete quindi in Australia il quando? 12 arriviamo in Australia, a Melbourne precisamente. Là ho dei parenti anch'io, ecco anche perché mi sono unita volentieri anche al gruppo, perché così andrò a trovare i miei parenti. E quindi staremo un 4-5 giorni a Melbourne e dopo da là andiamo ad Adelaide, in modo da essere per Natale ad Adelaide. E dopo staremo là una decina di giorni. Già anche questo era un problema, perché dicevamo organizziamo, ma se dopo ci tengono inchiodati là non ci fanno andare via. Quindi l'avete organizzato il post Adelaide? Sì, l'abbiamo organizzato, sì, perché sennò non ci farebbero andare via, è sicuro questo. Ma vi accompagneranno probabilmente nel vostro viaggio australiano? No, perché la sua mamma ha paura dell'aereo. Ce l'ha detto proprio, gli dispiace tantissimo, però ha questo problema dell'aereo, tipo claustrofobia, adesso non so bene. E comunque da là dopo andremo a Sydney e da Sydney dovremo andare a Cairns, su nella barriera corallina, e dopo ritorno a Melbourne, Italia. Un bel mese pieno. Sì. Sicuramente, sì. Se non altro il giorno di Natale, sicuramente, sì, vero Sandra? Sì. Sandra, la tua mamma ha esordito con questo biglietto all'età di 34 anni, quando tu hai compiuto i 34 anni, però poi alla fine non si è mai dimenticata di te, cioè quello è stato... Biglietto e regalo, sempre, ogni anno. Ah, te lo spediva via posta? Sì, e cos'è che ti inviava? Ah, di tutto, orecchini, collane, quadri della famiglia. Per i miei 40 anni un bicchiere tutto decorato, tanti regali, ogni anno un biglietto bellissimo e sempre abbinato a un regalo. Sì. La inviterai qua in Italia? Se non avesse paura dell'aereo forse? Certo, sì, la convincerò. Anche a farle conoscere magari il tuo papà? Sì, lei vorrebbe molto, lei, è il suo desiderio. Lei vorrebbe conoscere le persone mi ha scritto che ti hanno aiutata a crescere, a diventare la donna che sei. Sì, sì. E tuo fratello Franco? Mio fratello Franco... Che poi è stato lui il fautore di questo incontro. Da che cosa è nato? Era lui che cercava i suoi genitori? Ma questo non lo so. Però mi ha detto, quando ha letto la prima lettera, mi ha detto: questa donna ha sofferto tantissimo, dagli una possibilità, vai a conoscerla. Si è emozionato anche lui. Aveva capito che ti voleva veramente tanto bene, che non era sua volontà abbandonarti. Sì, sì. Bene, noi ringraziamo la nostra Sandra Favaro, naturalmente le auguriamo buon viaggio, e come lo auguriamo a lei, naturalmente lo auguriamo alle sue amiche, a Nicoletta, alla cugina Flavia che la accompagnerà, naturalmente un abbraccio forte da mamma Femia, anche da parte nostra, che magari in questo momento dall'Australia ci sta guardando in streaming, ma l'abbraccio più forte è naturalmente quello che porterai tu il giorno di Natale, un Natale che sicuramente sarà indimenticabile. Grazie a Sandra, grazie a Nicoletta e a Flavia, Storie di Famiglia si conclude qui, naturalmente come sempre vi ricordiamo che potete inviarci le vostre storie all'indirizzo email che state vedendo in sovraimpressione, storiedifamiglia@antenna3.it, oppure se non avete il computer potete telefonarci e lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Grazie quindi alla regia che ci ha aiutato con il percorso delle immagini, al nostro regista Antonio Esposito. Storia di Famiglia si conclude qui, arrivederci alla prossima settimana.